Il regolamento dell'Unione Europea 2023-2025 autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata, denominata Acheta domesticus, ovvero meglio definita come grillo domestico, quale nuovo alimento. Su tale tema l'Associazione Italiana Panificatori Assipan della Confcommercio esprime la propria convinta contrarietà all'utilizzo di polvere di grillo domestico nella produzione del pane artigianale e dei prodotti da forno. Pur comprendendo i processi di globalizzazione e le collegate evoluzioni gastronomiche, l'Assipan di Confcommercio ritiene che sia necessario tutelare il buon pane fresco artigianale, italiano, ricco di storia e di tradizione. In ottemperanza alla normativa vigente e in considerazione dell'articolo 14 della legge 580 del 4 luglio 67, il pane deve essere prodotto esclusivamente con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune. Sebbene successivamente il regolamento di cui al DPR 502/98 consente l'aggiunta di ulteriori ingredienti nella produzione del pane, questi devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta per garantire al consumatore il diritto di compiere una scelta oculata rispetto a una qualità rilevante del prodotto pane che si accinge ad acquistare, dichiara Enzo Graziano, presidente provinciale dell'Assipa di Agrigento. Serve avere la garanzia che venga eliminato ogni singolo fattore che possa ingenerare confusione tra prodotti sostanzialmente disomogenei, come ad esempio il pane fresco, il pane precotto o conservato. L'Assipan Confcommercio, al di là degli aspetti normativi, ritiene quindi che vi sia ormai da anni il sospetto di un graduale attacco da parte dei potentati economici esteri alle eccellenze gastronomiche italiane. In gioco quindi non vi è solo la tutela del pane bianco italiano, bensì la stessa sopravvivenza di migliaia di imprese e di tutte le filiere alimentari nazionali, e quindi, conclude l'Assipan di Confcommercio, è tempo che il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si rechi al più presto di nuovo a Bruxelles per gli opportuni chiarimenti.